Ed è una sfida assolutamente inedita qui allo stadio Artemio Franchi tra il Siena a un passo dall'immediato ritorno in Serie A dopo una sola stagione di B ed il Portogruaro che rischia un immediato ritorno in Lega Pro dopo una sola stagione di B. Sarebbe una partita a giudicare dai numeri da pallottoliere, però il Portogruaro si comporta meglio in trasferta piuttosto che in casa e ha ottenuto soprattutto nel girone di ritorno dei risultati interessanti e quindi partita da seguire. Formazioni: Antonio Conte per il Siena parte con un 4-4-2, Coppola tra i pali, Vitiello, Rossettini, Terzi e Del Grosso in difesa, Brienza, Vergassola, Bolzoni e Sestu a centrocampo, Larrondo e Calaiò di punta. Nella Portogruaro di Andrea Agostinelli, schema abbastanza bottonato con qualche assenza, Rossi tra i pali, Cristante, Esposito, Madaschi, Cibocchi in difesa con Cardin difensore aggiunto, Tarana, Schiavone, Memusciai a centrocampo, Cunico dietro l'unica punta che sarà Scarpa. Il bomber Altinier non è stato convocato perché non al meglio. L'arbitro dell'incontro, Gennaro Palazzino di Ciampino in provincia di Roma, sarà assistito da Ettore Franzi di Verbania e Luca Cucchiarini di Città di Castello. Quarto uomo Maurizio Ciampi di Roma. Non molto il pubblico presente in questo venerdì santo, un pomeriggio che ha toccato anche 25 gradi, adesso la temperatura è attorno ai 18, terreno di gioco in condizioni ottime. Studio e ci prova ancora Reginaldo con il pallone per Brienza, sicuramente il migliore in questo secondo tempo. Reginaldo, azione personale, il tiro di sinistro, palla che termina al lato ma c'è stata una deviazione, secondo l'arbitro si riprenderà da un calcio d'angolo. Il sesto per il Siena contro nessuno del Portogruaro. Quasi 26 minuti allo stadio Artemio Franchi, Siena 0, Portogruaro 0, Reggio Calabria. Attenzione, c'è il gol del Siena con una girata messa a segno, è stato realizzato da Francesco Caputo. 2 minuti e 50 recupero compreso. Il pareggio del Portogruaro con una girata da parte di Gerardi e quindi all'88esimo torna in parità la situazione. Siena 1, Portogruaro 1, il pareggio di Gerardi. Vai pure Bisantis. Il pareggio del Portogruaro con Gerardi e dunque 2 gol provenienti dalla panchina, un gol che è davvero gelato il Siena dopo il vantaggio della Regina sul Novara. Infatti in classifica il Siena si sarebbe portato a ben 15 punti dal Novara e quindi a 5 giornate dalla fine i conti presto fatti, sarebbe stata quasi aritmetica promozione, un discorso probabilmente solo rimandato di una settimana, ma poi il Portogruaro ha trovato questo gol del pareggio, cross dalla sinistra, girata al centro dell'area di rigore di Gerardi, giocatore che era subentrato nel secondo tempo a Cunico, e insperato pareggio del Portogruaro. 1-1 adesso la situazione quando ci avviciniamo al 90esimo. Dicevamo che il gol del Siena è stato realizzato da Caputo, giocatore a sua volta entrato in campo al posto di Vitiello. L'azione è stata di Brienza che ha creato scompiglio nella difesa del Portogruaro, poi ha messo all'accentro con una girata di sinistro ed è stato bravo a deviare di testa Caputo per il gol che aveva portato in vantaggio il Siena. Secondo gol in campionato per Caputo. Gerardi invece ha trovato il suo gol importantissimo che consente quindi al Portogruaro di pareggiare. Saranno 4 i minuti di recupero. Alzata adesso la lavagna luminosa di Ciampi, calcio d'angolo per il Siena, mischia in aria, c'è un fallo, fischia Palazzino e dunque ci sarà un calcio di punizione in favore del Portogruaro. È il 90esimo minuto allo stadio Franchi, si giocherà fino al 94esimo. Nuova situazione, Siena 1, Portogruaro 1 per le reti di Caputo e Gerardi, e noi andiamo a Reggio Calabria. E allora Siena? E allora Siena manca un minuto al 94esimo. Fino al termine. Grazie Corsini. 1-1 il punteggio tra Siena e Portogruaro. Il gol di Gerardi è stato una mazzata per i bianconeri toscani che adesso appaiono anche stanchi. Certo, sono arrivati in finale da Crotone con il pareggio dell'Atalanta. Attenzione, sbilanciamento della difesa del Siena, contropiede del Portogruaro, sempre Gerardi, area di rigore, il tiro al gol e il Portogruaro si porta in vantaggio con un gol di Tarana che ha messo il pallone in fondo al sacco su azione di contropiede. Epilogo davvero clamoroso qui all'Artemio Franchi di Siena con il gol del Portogruaro che incredibilmente è vicinissimo a sbancare il campo della capolista, quando a 2 minuti dal 90esimo il Siena era in vantaggio sul Portogruaro per 1-0. È arrivato il gol del Portogruaro con un'azione di contropiede, con uno sbandamento assolutamente inspiegabile da parte della difesa del Siena, e dunque si è
è trovato il Portogruaro a condurre adesso il gol di Tarana, che era stato un po' in ombra in tutta la partita, su azione di contropiede iniziata da Gerardi e conclusa splendidamente da Tarara con un sinistro in diagonale che ha battuto Coppola. Il gol del Siena era di Caputo, è un dato abbastanza significativo. Caputo aveva segnato un solo gol in questo campionato nell'altra partita persa qui alla Franchi contro il Piacenza per 3-2, e adesso si profila una nuova sconfitta per il Siena, che davvero è passato in pochi secondi dalla promozione. Ma seguiamo Brienza che rimette al centro, mischia in aria, lontana ancora la difesa del Portogruaro, pallone lontano, si sbracciano i giocatori del Portogruaro in panchina e si abbracciano adesso perché l'arbitro Palazzino con 3 fischi manda tutti negli spogliatoi. Clamoroso finale a Siena, il Portogruaro sbanca il Franchi e vince sul Siena per 2-1. I gol tutti nel finale, ha segnato prima Caputo per il Siena all'81esimo, ha pareggiato Gerardi all'88esimo, al 93esimo gol vittoria di Tarana, e il Siena in pochi secondi è passato dal sogno della promozione aritmetica a una sconfitta davvero imprevedibile. Credo che a Reggio Calabria si stia giocando ancora. Andiamo da Tonino Raffa.